Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Michele Prestipino, e il sostituto Roberto Di Palma sono convinti di aver decapitato i clan della zona con l'operazione portata a termine oggi, che ha portato all'arresto di 10 persone accusate di associazione mafiosa ed estorsioni. I fermi eseguiti dalle squadre mobili di Reggio Calabria, Milano e Aosta, nonché dal commissariato di Polistena, arrivano sulla scorta delle intercettazioni telefoniche con l'ausilio di quella che potrebbe essere definita una denuncia coatta. Le famiglie dei comuni interessati infatti svolgevano una stringente attività estorsiva sugli imprenditori boschivi, costretti a versare somme di denaro secondo le tradizionali imposte del pizzo e della guardiania. I destinatari del provvedimento restrittivo costituirebbero i vertici di 4 clan dell''ndrangheta: la Cosca Foriglio di Cinquefrondi, la Cosca Spanola Rosa di Giffone, la Cosca Callà di Mammola e la Cosca Facchineri di Cittanova e San Giorgio Morgeto. Alleanze che hanno permesso che tutti gli affari potessero andare avanti con tranquillità, con imprenditori operanti al confine tra due zone di competenze diverse, costretti a pagare non una ma 2 volte. Gli episodi estorsivi emersi nel corso delle indagini hanno riguardato il versamento di una tangente da 10.000 euro nell'anno 2006 agli omonimi cugini Francesco Foriglio e di un'ulteriore tangente di 4.000 euro nell'anno in corso a favore della stessa Cosca, nonché dall'anno 2008 una tangente di 400 euro mensili a titolo di guardiania.